costi di energia fossile, i costi del carbone, i sussidi che ci sono, dove dimostriamo quali sono i veri costi dell'energia, perché in Italia costa di più l'energia e quali sono i veri costi reali, ok? E quanto pagano gli altri, perché le rinnovabili pagano molto di più di noi, però se il giornale regionale, una menzione ripetuta 3 volte diventa una verità, soprattutto al telegiornale delle 8 della sera, quale che esso sia. Insomma. Quindi lo vedo poi chiunque di voi magari ha contatto con persone anziane che non abbiano esperienza specifica della questione, io penso ai miei genitori, arrivo la sera a cenare quando li vado a trovare e mi dicono ma com'è questa cosa? Hanno detto che e ci credono. Sicuramente l'informazione nelle case di tutti e quindi possono gestire come vogliono, però è anche vero che io le dico nel mio veramente piccolo, cerchiamo, no? Di seminare attraverso la realtà, attraverso proprio l'appartamento, anche se vale 50 metri, cerchiamo di portarlo a questi costi minimi. Certo. Il nostro piccolo, perché cosa serve? Perché proprio la signora, come dice lei, la signora Maria, la signora Mario, a fianco della casa, ha visto sì le informazioni che gli hanno messo dentro, no? Però vede anche la realtà, diceva come? Allora ci metteremo tanto perché porta a porta sappiamo che è lunga, no? Quando si fanno queste cose qua, però è anche vero che poi può anche essere preso come regione come si dice, di esempio, anche se ogni tanto tentano di spaccare come ci sono, e quindi diciamo certo. Così, per carità è a spese proprie, però io sono fiducioso su questo proprio perché lavoro diciamo nel retroscena, proprio sul piccolo non solo meritorio il suo lavoro, ma sono d'accordo con lei che poi, come dire, c'è il pessimismo della ragione e l'ottimismo dei fatti e delle concretezze, perché se no non sono mai arrivati a 500.000. Nonostante la propaganda siamo arrivati a 500.000 di impianti fotovoltaici, voglio dire, è stato grazie a passaparola e giorno dopo giorno, e casa dopo casa, di chi come lei si lavora nel campo, questo sicuramente. Insomma. No, assolutamente, no. Concordo anch'io con quello che si stava appunto dicendo, anche perché c'è un forte rischio effettivamente di, come si dice in questi casi, buttare il vino con l'acqua sporca, e questa è una dinamica che si affronta. Io tra l'altro anche qui porto un'esperienza sicuramente diversa, anche pochi giorni fa io sono di Ferrara e mi è capitato di parlare in pubblico di questa tematica, ed effettivamente c'è il rischio di far passare un messaggio negativo, perché come dai rapporti anche di Legambiente e dal rapporto Ecomafia è venuto fuori in questi ultimi anni, sicuramente c'è stato un interesse significativo per un settore che aveva conosciuto una sua importante progressione in alcuni anni dal punto di vista dell'incentivazione pubblica. E il problema, questo è il punto, insomma, nel cercare di capire come far passare il giusto messaggio, occorre però interrogarsi su che cosa è stato sbagliato. Un po' veniva detto, diciamo, anche prima. Io cerco di riprendere un po' la questione, di fare un po' il punto per quelle che sono state le attività di ricerca che abbiamo svolto. Io oggi rappresento la Fondazione Culturale Responsabilità Etica, che è la fondazione di Banca Popolare Etica, che è un istituto che ha cominciato, un istituto di credito che ha cominciato ad investire nel campo delle rinnovabili in tempi, devo dire, non sospetti, proprio perché ne aveva colto il potenziale. Quindi in pratica, quando alcuni anni fa si sono cominciate ad avere le prime notizie su presunte infiltrazioni, su indagini in corso di presunte infiltrazioni del crimine organizzato, principalmente nell'ambito dell'eolico e del fotovoltaico, ecco che è scattato appunto un duplice allarme. Da un lato l'allarme sul tema rinnovabili, dall'altro però anche l'allarme sul tema illegalità, perché chi si occupa di finanza etica, come appunto fa Banca Etica, cioè di un'idea per cui la finanza deve essere uno strumento che deve andare ad investire, che deve diciamo, favorire gli investimenti per un'economia reale, che crea sviluppo diffuso, investimenti che non devono essere speculativi ma devono creare opportunità di formazione professionale, occupazione, tutte cose che stanno nelle rinnovabili, perché poi quello che spesso si dimentica di dire è che dietro le rinnovabili in realtà c'è una filiera che può muoversi, che riguarda soprattutto opportunità di lavoro in settori innovativi e che possono rappresentare un'opportunità soprattutto per i giovani. Tra l'altro è ancora più paradossale se pensiamo che molti degli impianti vengono realizzati in aree dell'Italia e dell'Europa che subiscono storicamente condizioni di sottosviluppo o comunque di problematiche di sviluppo significative. Oltre al sud Italia c'è anche il discorso dell'Europa dell'Est, c'è anche il discorso dell'Europa mediterranea, quindi aree
dove davvero sarebbe centrale uno sviluppo corretto delle fonti rinnovabili. E allora viene davvero da domandarsi perché non ci sia stata la volontà di investire da questo punto di vista, ma soprattutto di pianificare adeguatamente questo mercato. C'è un primo dato che è balzato alla nostra attenzione, che è per esempio la predisposizione del mercato. Nel 2003 venne fatto un decreto legislativo 387. All'articolo 12 c'era scritto che d'accordo, bisogna fare gli impianti da fonti rinnovabili, però ci vogliono delle linee guida. Sembra ovvio, una specie di libretto di istruzioni per indicare con quali crismi devono essere fatti, di carattere ambientale, di carattere territoriale. Ebbene, il grosso dell'incentivazione per gli impianti da fonti rinnovabili è arrivata verso il 2007, quando in Italia ci si era resi conto che stavamo perdendo terreno su questo settore. C'erano anche degli impegni che erano stati presi con l'Unione Europea, il famoso impegno 20-20-20, no? Per cui bisognava arrivare a produrre una certa quantità di energia da fonti rinnovabili. E dal 2007, eravamo nel 2007, quindi già 4 anni dall'emanazione di questa legge che prevedeva la predisposizione di queste linee guida, e le linee guida ancora non c'erano. Parte però l'incentivazione, in particolare gli incentivi hanno riguardato molto l'ambito fotovoltaico, ma anche l'ambito eolico. E le linee guida non sono arrivate nel 2008, non sono arrivate nemmeno nel 2009, si è dovuto attendere il 2010 perché si arrivasse alle linee guida sulle rinnovabili. Allora, il punto è che c'è un segnale che così involontariamente viene dato, un segnale sbagliato, cioè se te ti rendi conto che c'è un mercato nuovo, innovativo, che può determinare tutto ciò che di positivo abbiamo già detto, e non ti premuri prima di definire delle linee guida, delle regole chiare, è ovvio che tu così stai creando, come dire, involontariamente stai dando un messaggio anche alle organizzazioni criminali, lo sottolineo, involontariamente, il fatto che tu non presidi un certo mercato, e quindi ci sono più opportunità di inserirsi in questo mercato, perché se tu queste linee guida non le fai vuol dire che non c'è adeguato interesse. Quindi questo è stato un ritardo che, diciamo, dà già un'idea, fa già capire plasticamente il disinteresse, l'idea di aver sottovalutato un settore del genere. E quindi dopo, diciamo che risulta ancora più semplice, non ci si può davvero meravigliare se questo rischio di infiltrazione del crimine organizzato sia stato reale. Prima veniva citato il rapporto con la pubblica amministrazione, questo anche per dare un altro dato. La realizzazione di impianti da fonti rinnovabili oltre il megawatt richiede appunto autorizzazioni in enti locali che sono significative. Occorre naturalmente porre la questione sulla permeabilità degli enti locali agli interessi illeciti, anche perché gli impianti da fonti rinnovabili spesso vengono realizzati in aree del paese che non sono spesso sotto i riflettori. Sono aree periferiche, diciamo, dove c'è minore attenzione mediatica e tutta una serie, diciamo, di attenzioni sono più difficili da determinarsi. Penso al parco eolico di Isola Caporizzuto, fermo restando che adesso c'è anche un procedimento che riguarda questo parco, che nel 2012 ha subito un provvedimento di sequestro. Ricordiamo naturalmente che bisogna attendere i gradi di giudizio, presunzione di innocenza, tutto quello che ci sta dietro, però cosa bisogna sottolineare? Che questa è un'area che fino a quando non è stato realizzato questo impianto davvero non è che fosse proprio al centro dell'attenzione mediatica, e prima che arrivassero questi provvedimenti non c'era grande attenzione. Quindi sono aree che, proprio per, diciamo, essendo aree dove c'è minore attenzione, è chiaro che è più facile la permeabilità. E infatti è anche questa la questione che si deve affrontare. Qual è il dato in questo caso? Nel 2012 sono stati sciolti in Italia 25 amministrazioni comunali per infiltrazioni mafiose. Quindi questo è un dato che ci deve far intendere, ci deve far capire che c'è un rischio effettivo di permeabilità, perché significa che diverse amministrazioni locali possono subire interessi indebiti significativi. Questo è il dato peggiore dal 1993. Solo nel 1993 c'è stato un numero di comuni sciolti per infiltrazioni mafiose maggiore rispetto a quanto accaduto l'anno scorso. Sono dato diversi al nord adesso, diversamente dal nord, esatto. Molti anche al nord. Esatto, sono rientrate anche in realtà, quindi questo significa che è un problema generalizzato e quindi la pubblica amministrazione è in un momento di significativa difficoltà. Anche perché il paragone con il 1993 non si può fare, perché all'epoca eravamo in piena guerra di mafia.
l'Italia del 93 era l'Italia che usciva dalle stragi di Capaci e Via D'Amelio, siamo nel periodo delle stragi anche a nord, l'attentato a Padiglione di Arte Contemporanea di Milano, la strage di Via dei Gergofili a Firenze, quindi era un paese sotto attacco, per come ce lo ricordiamo, io ero un bambino e ricordo, insomma. Quindi è particolarmente preoccupante dover considerare che nel 2012 ci ritroviamo in una situazione che non dico che sia paragonabile, ma insomma quasi. Quindi questo dovrebbe essere un ulteriore elemento di attenzione, eppure pensiamo per esempio alla normativa anticorruzione, ci si è arrivati con molta difficoltà solo alla fine della scorsa legislatura, la legge 190, che tra l'altro ha sì creato alcuni strumenti di prevenzione, che adesso però bisognerà applicare, quindi vedremo i tempi, vedremo i modi, ma non ha agito in maniera del tutto adeguata dal punto di vista delle sanzioni. Ha introdotto alcune nuove fattispecie, ha creato alcuni presidi, ma non ha, diciamo, davvero dato il segnale forte che forse, data la condizione nella quale ci troviamo, magari ci si sarebbe potuti attendere. E io sono dell'idea che anche, diciamo, un atteggiamento del genere sia un atteggiamento sbagliato e che dia ancora una volta involontariamente il segnale sbagliato, cioè che in determinati ambiti nei quali opera la pubblica amministrazione, dai quali possono sorgere interessi importanti come anche quello delle rinnovabili, se non ci sono adeguati presidi è chiaro che il rischio di infiltrazione è maggiore. Quindi questo è il punto, diciamo, questo per il dato generale. Dopodiché la vicenda di Isola Caporizzuto è una vicenda, appunto, come dicevo prima, particolare, i procedimenti sono ancora in corso, si sospettano degli interessi di una cosca di 'ndrangheta su questo parco e si ipotizza, questo poi appunto dovranno essere i processi a doverlo dire, si ipotizza, diciamo, che possa esserci stato un tentativo di riciclaggio dei proventi illeciti collegati all'interesse di questo parco. E anche qui proprio per inserire un ulteriore elemento di attenzione, è chiaro che ci sono due ragioni fondamentali per le quali un'organizzazione criminale può avere un interesse specifico nel mercato delle fonti rinnovabili. La prima, l'abbiamo appena detto, il riciclaggio dei proventi illeciti, la possibilità di riciclare proventi illeciti. La seconda è la possibilità di riaffermare ulteriormente il controllo su determinati territori, proprio per quelle capacità di influenza sulle pubbliche amministrazioni che possono determinarsi. E il punto qual è? Che vi sarebbe quindi il caso anche qui di rendersi conto che c'è un problema dal punto di vista della capacità del nostro paese di essere vulnerabile di fronte ai rischi di riciclaggio dei proventi illeciti. Che cosa fa il nostro paese per la lotta al riciclaggio dei proventi illeciti? Sul piano formale sicuramente molto, perché la nostra legislazione, a detta anche degli esperti, è una delle più avanzate. Il problema è che è di difficilissima applicazione, perché è stata emendata molte volte, gli emendamenti si sono assommati uno all'altro e ci sono delle difficoltà applicative. Chi deve applicare poi questa normativa sono soprattutto i dipendenti degli istituti di credito che stanno allo sportello tutte le mattine. E dopodiché ci sono anche i liberi professionisti, ci sono anche gli avvocati, ci sono anche i commercialisti, però a dover applicare questa normativa sono appunto principalmente questi soggetti, e quando una normativa non è chiara è più difficile da applicare e quindi è più facile che possa essere aggirata. Questa è una dinamica grave. La Banca d'Italia, ogni piè sospinto, sottolinea che il nostro è un paese che, nonostante la normativa, subisce ancora, diciamo, un'aggressione dal punto di vista del riciclaggio dei proventi illeciti, quindi occorrerebbe, diciamo, andare a sistematizzare, andare a riordinare un po' questa normativa, e quindi anche questo è un altro elemento sul quale c'è ritardo. E quindi anche qui, se non si dà il giusto segnale, le organizzazioni criminali che guardano la realtà, guardano come si muove l'avversario, in questo caso saremmo noi, saremmo uno Stato di diritto, e quando vedono queste falle capiscono che c'è un'opportunità in più per muoversi. Quindi un'altra cosa che può aver spinto in questi anni le organizzazioni criminali a provare ad investire nel mercato delle rinnovabili può anche essere stato questo. Riciclare proventi illeciti può essere possibile perché non tutti i presidi sono stati creati. E proviamo a pensare per esempio al fatto che nel nostro ordinamento manca il reato di autoriciclaggio. È un tema che ogni tanto torna nelle cronache. Sta a significare in pratica che se una persona commette un reato viene perseguita per quel reato, però dato che chi commette il reato ottiene appunto del denaro illecito, lo deve riciclare per poterne godere, perché non deve lasciare tracce,
Per riciclaggio viene accusata solo la persona alla quale viene fatto riciclare il denaro, cioè io commetto il reato, do a un'altra persona il denaro da riciclare, io vengo accusato per aver commesso il reato, ma l'altra persona per riciclaggio. Se invece io, che ho commesso il reato principale, riciclo da solo il denaro, non vengo accusato per entrambe le attività, ma solo perché ho inizialmente commesso il reato, perché si dice se tu commetti il reato e poi ti ricicli da solo i soldi, tutto sommato è sempre la stessa operazione. Bisogna tutelare il principio del ne bis in idem, non si accusa una persona 2 volte dello stesso reato. È una cosa farraginosa, perché in realtà le 2 operazioni è vero che sono collegate, però sono 2 i danni che chi commette il reato porta nella società. Il primo danno che commette la società è quando commette il reato, il secondo danno è quando si ricicla il denaro, perché il riciclaggio ha degli effetti molto negativi sui circuiti finanziari, va a drogare sostanzialmente il mercato finanziario. Quindi sarebbe il caso di uscire fuori da questa visione un po' formale e di andare a intervenire, perché anche questo sarebbe un segnale importante per far capire la criminalità organizzata, che tra l'altro ha sempre più competenze, quindi è più facile che in futuro avremo soggetti criminali capaci di riciclarsi da solo il denaro senza doversi rivolgere, come poteva accadere 30 anni fa, ad altre competenze. Quindi è una cosa sulla quale bisogna porre attenzione. Dopodiché, parlando di rinnovabili, questo è l'ultimo punto l'ultimo, diciamo, spunto che vorrei dare. Torniamo a parlare appunto di reati ambientali. L'elemento che credo sia importante sottolineare è proprio questo, che non è solo nella regolamentazione del mercato delle rinnovabili che il nostro paese è stato carente, per troppo tempo diciamo è stato carente, tutto sommato lo è ancora oggi, ma è in generale nella normativa in materia di tutela dell'ambiente. Questa è una cosa che appunto in Legambiente si sa benissimo, e i rapporti ecomafia tutti gli anni lo vanno a rimarcare. Non si sa ancora quanti rapporti ecomafia bisognerà scrivere per avere finalmente la definizione di l'inserimento di un titolo autonomo nel codice penale sui reati ambientali, cioè andare ad indicare tutte quelle fattispecie che tutti quei reati che già vengono commessi, perché il rapporto ecomafia di anno in anno... Beh, ma una mano la sta dando adesso, credo, alla Terra del Fuoco. Sì, infatti ci sono segnali segnali, ma ogni 2 o 3 anni se ne parla, poi alla fine torna nel dimenticatoio, di solito perché o cade il governo, finisce la legislatura, i progetti di legge muoiono con quello, poi si riparte sempre da zero. Però la magistratura sana, insomma, non è che la si sta... Però come giustamente dice lui, ci sono casi di incriminazioni per reati più buffi, tipo all'inizio sì, per getto di oggetti si incriminavano le persone perché facevano sversamenti, se io vado a sversare nel fiume, no, sono infrazioni rispetto alla normativa della tutela delle acque, ma nella stragrandissima maggior parte dei casi sono infrazioni di carattere amministrativo. Cioè il problema è diciamo, introdurre il reato penale delle pene sostanziali di deterrenza. In questo momento la deterrenza nei reati ambientali è un fattore veramente risibile nella maggior parte dei casi, cioè i soldi che tu gestisci e che guadagni nel mondo dei rifiuti sono incommensurabili rispetto ai rischi economici che hai nel caso in cui tu venga preso, sostanzialmente. Paghi delle multe ridicole, sostanzialmente. Quindi il gioco vale la candela da questo punto di vista, finché non si arriverà ad una definizione di carattere penale molto più precisa. Tra l'altro, prego. No, sì, voglio dire, sicuramente dal punto di vista legislativo, purtroppo chi le fa bisognerebbe vedere quante mani pulite hanno. Certo. E questo è il problema, abbastanza grave. Io ho sentito una trasmissione l'altra sera, proprio alle 8:30 di Bloomberg, c'è un magistrato Gratteri. Cioè io dico, uno si espone così, vuol dire che c'è denuncia, insomma, che ha fatto capire i canali, anche attraverso la Chiesa, purtroppo, questi prendono i soldini, vanno al prete, danno le offerte, cioè viene gestito in modo anche molto, diciamo così, coinvolgente da parte dei... Certo. Quindi è anche un po' la mentalità, se vogliamo, così non offendiamo nessuno, un po' nostra, no? Di farsi prendere da questa, purtroppo, Dio denaro, no? E questo però ti trovi che chi viene al territorio vede appunto quelle là c'è un... No, sì, così era, visto che seguo un po' anche tutti questi meccanismi, però... C'è un punto ulteriore che io dico fortunatamente arrivano alcune sollecitazioni, per esempio dall'Unione Europea,
spesso si utilizza come un refrain in senso negativo, ce lo chiede l'Europa, e in effetti ha molte connotazioni negative, però c'è almeno un caso, questa è la mia opinione, nel quale questo termine, diciamo, si è applicato a qualcosa di molto positivo. Nel 2008 l'Unione Europea ha nato questa direttiva proprio sulla tutela penale dell'ambiente, dove chiedeva a tutti gli Stati membri di mettersi un attimino in regola con la normativa. In genere ci sono 2 anni, sono 2 gli anni, diciamo, che vengono dati a ogni paese per recepire quindi questa legge europea, per poi inserirla nel proprio ordinamento. L'Italia naturalmente alla scadenza del 2010 non era arrivata, però per fortuna, diciamo, in ambito europeo ci si è fatti sentire, si è intimato al nostro paese di mettersi in regola, di recepire la normativa europea, perché altrimenti sarebbe partita la procedura di infrazione, che tradotto significa multe, poi naturalmente pagheranno i cittadini, quindi c'è stata una sollecitazione. Per fortuna un qualche risultato si è ottenuto, perché anche se con un anno di ritardo, cioè nel 2011, il nostro paese l'ha recepita, e questa direttiva ha permesso di fare un mezzo passo avanti, non dico un passo avanti, perché se non altro, faccio un esempio, ha permesso di introdurre la responsabilità d'impresa per i reati ambientali. Nel nostro paese c'è una legge, un decreto 231 del 2001, che prevede che se un dirigente aziendale commette un reato, questo reato beneficia anche l'azienda, se si arriva a processo o l'azienda dimostra di aver creato, si chiama un modello di prevenzione, dimostra di averlo avuto, per cui il dirigente è stato lui capace di aggirarlo. Invece se si arriva al processo e questa azienda non dimostra di essersi premunita attraverso un modello, può essere chiamata a pagare delle multe anche lei. Dopodiché anche qui bisogna vedere quanto siano, perché ovviamente anche su questo c'è dibattito, quanto queste multe siano davvero salate o meno, però intanto è qualcosa che senza l'intervento dell'Unione Europea non avremmo avuto. Dopodiché quella direttiva chiedeva anche di fare dei passi ulteriori dal punto di vista delle sanzioni penali, e su questo invece appunto diciamo ancora dobbiamo fare dei passi avanti. Quindi il punto è che questo poi, diciamo, per andare a concludere, io sono partito, diciamo, dal tema delle rinnovabili per fare una panoramica sul fatto che le rinnovabili, che sono davvero un'opportunità, l'Organizzazione per lo Sviluppo, l'OECD, la settimana scorsa ha emesso un report nel quale dice che di qui al 2020 ci sarà la possibilità di creare oltre 1 milione di posti di lavoro nella green e nella white economy, cioè nella green economy le rinnovabili e in tutte quelle attività che servono per il risparmio energetico, per la sostenibilità. Quindi ci sono ancora delle opportunità a volerle cogliere. Certo è chiaro che per poterle cogliere bisogna presidiare il mercato, e quindi tutte queste opportunità di illeciti bisogna, quindi la possibilità che attraverso settori come le rinnovabili si possano commettere atti di corruzione, riciclaggio dei proventi illeciti, reati ambientali, occorre naturalmente, diciamo, escluderle, e quindi occorrono tutta una serie di interventi sui quali di tempo se ne è già perso troppo. Dopodiché, e questo è l'ultimo passaggio davvero che faccio, bisogna cominciare a guardare la cosa in un ambito un pochino più ampio, perché il problema appunto non è solo italiano. Il tema è un tema che riguarda l'Unione Europea, per quanto riguarda soprattutto la prevenzione delle infiltrazioni del crimine organizzato nell'economia legale, perché con tutte le falle che qui adesso ho richiamato, il nostro comunque è il paese che ha la normativa, anche perché ha un'esperienza significativa alle spalle, è la normativa più avanzata. In molti paesi europei, diciamo, molte delle misure che il nostro paese prevede non ci sono, ed è un lavoro, a me piace dirlo perché una volta tanto è anche un lavoro che è riuscito a fare la politica in una certa misura. Gli europarlamentari italiani di opposte fazioni politiche sono riusciti in questa legislatura che sta per terminare, più che nelle precedenti, di portare all'attenzione questa tematica. Hanno ottenuto la creazione di una commissione parlamentare antimafia in Europa, e alcune tematiche, come anche quella della legalità ambientale, come il tema delle ecomafie, sono state portate all'attenzione dell'Unione Europea, e quindi l'obiettivo qual è? Creare un presidio comune, con norme che siano per una volta tanto comuni, con un rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia, quindi che faciliti lo scambio di informazioni, le collaborazioni, anche perché reati che possono essere commessi in un paese attraverso i circuiti finanziari, noi siamo in un mercato unico, possono essere riciclati ovunque in Europa. L'esempio che facevo prima, che riguarda proprio il parco eolico di Isola Capo è interessante anche da questo punto di vista, perché la settimana scorsa è venuto fuori, diciamo, che si sta indagando
sulla possibilità che il denaro sia stato riciclato anche passando attraverso altri istituti europei. Quindi il presunto diciamo, il reato che si sta ipotizzando, che andrà appunto verificato, potrebbe essere stato commesso in Calabria. L'infiltrazione potrebbe essere avvenuta, appunto ripeto, presunzione di innocenza, vedremo che cosa diranno i processi, in Calabria, però si ragiona sulla possibilità che il riciclaggio possa essere avvenuto anche passando appunto per paesi come la Germania. Le indagini adesso diciamo i controlli sono avvenuti anche in un istituto di credito tedesco, il controllo dei passaggi di questi fondi. Non è incriminata la banca, non sono incriminati i dipendenti, però la ricostruzione, il passaggio rischia di essere stato europeo, quindi questo ci segnala ancora di più l'esigenza di creare una barriera, diciamo, comunque di avere un presidio comune in Europa. Questo è un punto, diciamo, rilevante. E in questo, diciamo, l'Italia potrà anche portare alcune cose, diciamo, significative secondo me al tavolo, perché per esempio l'unica fattispecie di reato che oggi c'è nel novero dei reati ambientali, il reato di traffico illecito di rifiuti, creato dal testo unico del 2006, è un reato che è praticamente presente solo in Italia, e quindi gli altri paesi europei diciamo, in larga parte non hanno misure del genere, quindi si sta ipotizzando, potrebbe essere, diciamo, opportuno portare alcune buone prassi italiane anche all'estero, quindi non abbiamo solo da imparare, anche da aspettare, perché appunto c'è la possibilità, diciamo, di rafforzare questo tipo di collaborazione. La soluzione deve essere necessariamente questa. Dopodiché, per quanto riguarda lo sviluppo delle rinnovabili, è chiaro che io penso che ci sia stata sicuramente anche una gestione sbagliata, per esempio, dei conti energia sul fotovoltaico, perché il mercato ha bisogno, lo vedo anche dal punto di vista dell'imprenditore, ha bisogno di certezza. In pochi anni abbiamo cambiato 5 conti energia, quindi è chiaro che chi vuole investire, magari anche dall'estero, se vede una condizione dove troppo spesso cambiano le misure di incentivazione, poi addirittura con l'ultimo conto che hanno praticamente escluso, insomma, le incentivazioni hanno avuto un picco, un crollo, è chiaro che questa incertezza continua non favorisce gli investimenti legali, che sono tanti, che hanno permesso di conseguire dei risultati importanti. Ci sono anche degli esempi molto importanti di imprenditoria sociale che attraverso le rinnovabili hanno fatto cose fantastiche, attraverso le rinnovabili hanno permesso di attivare delle attività dove è stato possibile dare lavoro a persone in condizioni di disagio. Persino un'associazione come Libera ha fatto un suo investimento sui terreni confiscati, quindi si muove un'imprenditoria sana sulle rinnovabili, magari si potrebbe fare anche di più, però ci vorrebbero appunto delle precondizioni che fino ad oggi sono mancate, e questo ci segnala appunto che il tempo, diciamo, è davvero scaduto per costruire un'economia basata sulla green economy, che continua ad essere comunque l'unica alternativa alla crisi economica nella quale ci troviamo. Tra l'altro, quello che dicevi rispetto alla modalità con cui sono stati fatti da un lato succedere i conti energia, questa continua modifica normativa e di incentivo, dall'altro il contagocce con il quale ancora oggi si procede alla normazione del sistema, diciamo, tecnico amministrativo che sta dietro le energie rinnovabili, e quindi le varie, del nome più tecniche per la connessione e quant'altro, denunciano da parte di alcuni da un lato, cioè, a voler essere gentili, diciamo così, una negligenza, una mancata comprensione delle opportunità che poteva avere quel paese, quindi una non adeguatezza dei tempi amministrativi dello Stato rispetto a questo tema, che era centrale appunto per la, come giustamente dici tu, per uscire dalla crisi economica, perché è stato sempre un settore in controtendenza economica. Qualcuno dice che in realtà c'è una regia da questo punto di vista, cioè non c'è solo una regia ostativa ultimamente rispetto alle energie rinnovabili, ma c'è stata una regia per cui questa non regolamentazione del settore ha favorito proprio chi in quel settore ha fatto speculazione e non ha invece il capitale internazionale, quale che esso sia, che prima di investire nel petrolio adesso investe nel fotovoltaico, ha bisogno, come si diceva, di certezza, di redditività alta e di chiarezza di regole. Creare un sistema in cui questi 3 elementi non ci sono, ma diciamo, il successo o l'insuccesso di un progetto imprenditoriale dipende appunto
da quei personaggi di cui parlavo prima, o dall'amicizia o dalla garanzia del contatto politico, significa creare quella opacità di sistema in cui sguazzano le mafie fondamentalmente. Per cui e credo che crei i presupposti per cui l'investimento non arrivi dal capitale pulito, comunque chiaro, trasparente del fondo di investimento nazionale, ma arriverà magari dal fondo nazionale, dove magari c'è l'investimento mafioso, c'è la partecipazione mafiosa.